Allora, eccoci qua, ultima parte di questa puntata di TV7 Match che dedichiamo alle elezioni americane. Presento subito gli ospiti. Buonasera al professor Fabrizio Marrella, buonasera professore, docente di diritto internazionale a Ca' Foscari e anche prorettore per i rapporti internazionali, se non sbaglio. Grazie per essere qua. Grazie. E buonasera a Francesco Pontelli, buonasera. Economista. Buonasera e grazie anche a lei di essere qua. Allora Ermanno, sono passati un po' di giorni dall'Election Day, ma come c'è scritto alle mie spalle ancora non si sa. Ma è normale, negli Stati Uniti non è che si spoglia come in Italia e poi si dichiara ha vinto uno piuttosto che l'altro, salvo gravi dubbi di manipolazione dei voti. In America sono molto più ligi e abbiamo dei precedenti, quindi diciamo che gli americani ci lasciano il tempo fino a gennaio di arrivare a confermare il presidente perché vogliono essere certi della scelta che è stata fatta, anche se in tempi non sospetti questa scelta è stata anche un po' manipolata e comunque la chiarezza non c'era, tipo l'elezione di Bush, figlio, e Al Gore, perché alla fine la Corte Suprema ha bloccato la revisione, la rivisitazione di alcuni stati che sembrava ci fossero stati manipolati i voti. Ma quello che è interessante in questa trasmissione, dove tutti parlano pro questo piuttosto che pro quello, e in questo senso parleremo anche noi, ma facciamo vedere questa figura eccezionale che è quella di Trump, che praticamente fuori il video e va fuori di tutte la tradizione di un presidente in fase di elezione o comunque che è stato eletto, che ha governato per 4 anni. Ecco, ma soprattutto avremo dei contributi dove c'è una vicinanza un po' pericolosa in tempi non sospetti, cioè prima dell'elezione a presidente, con personaggi non solo russi e cinesi, ma anche con personaggi di un certo tipo di economia americana sospetta di mafia. Ecco, quindi diamo inizio con il primo contributo, Trump interrotto durante la diretta. Certo. Ascoltiamo. Noi pensiamo che vinceremo le elezioni facilmente, andremo alla Corte Suprema, non possiamo avere un'elezione rubata in questo modo. Se si contano i voti legali, io ho vinto facilmente. Se si contano i voti illegali, loro possono cercare di rubarci le elezioni. Se si contano i voti che sono arrivati in ritardo, noi abbiamo vigilato in maniera energica, ma molti voti sono arrivati in ritardo. Avrei già vinto in molti stati fondamentali, compresa una massiccia vittoria in Florida, Iowa, Indiana e Ohio, per nominarne soltanto alcuni. Abbiamo avuto questa e molte altre vittorie, nonostante le interferenze elettorali da parte dei grandi media, dei grandi capitali e delle grandi società. Come tutti hanno vinto, abbiamo vinto con numeri storici e i sondaggi che loro avevano erano consapevolmente sbagliati, ridicoli. Tutti sapevano al tempo che non ci sarebbe stata nessuna grande ondata che loro predicevano, nessuna grande ondata blu che loro predicevano, era falso. Invece c'è stata una grande ondata rossa che è stata ignorata dai media. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha mentito in diretta televisiva parlando dalla Casa Bianca, affermando di aver vinto le elezioni quando ancora è in corso lo spoglio in diversi stati e Biden è dato per vincitore, e accusando i democratici di brogli. 3 grandi network americani, ABC, CBS e NBC, hanno interrotto la diretta della conferenza stampa. Dobbiamo interrompere perché il presidente ha dato una serie di false dichiarazioni, ha detto l'anchorman di NBC. Ci sono molti fatti da verificare, ha spiegato quello di ABC. Fox News e CNN hanno invece trasmesso il discorso per intero, la seconda tenendo però in sovraimpressione per tutto il tempo la grafica senza prove. Trump sostiene di essere vittima di una frode. Decisioni senza precedenti per un discorso e un atteggiamento generale di Trump senza precedenti che mettono in dubbio le radici della democrazia americana e stanno aumentando le tensioni con manifestazioni e scontri di piazza. È stata anche alzata la sicurezza per il candidato Joe Biden, che invece sta tenendo toni rassicuranti, inclusivi, presidenziali.
In America il voto è segreto, spetta al popolo di questa nazione esprimere la propria volontà ed è la volontà degli elettori, non quella di altri, che sceglie il Presidente degli Stati Uniti d'America, ha detto il candidato democratico. Ecco, Fabrizio Marrella, c'è un rischio per la democrazia americana, visto che per esempio negli ultimi mesi si sono vendute più armi, il doppio delle armi diciamo, del mercato corrente? Secondo me ci sono vari rischi e probabilmente possiamo distinguerli tra rischi interni e rischi esterni. Dei rischi interni penso che il vostro reportage ha parlato bene ed è anzi preoccupante che il Presidente degli Stati Uniti ovviamente sia divisivo in questo modo, perché insomma, in un ambiente come quello degli Stati Uniti questo tipo di argomentazioni è particolarmente rischioso. Insomma, non dico che rischiano la guerra civile, però insomma, non è un buon esempio. Così. Non è certo un buon esempio. Noi pensavamo delle volte di essere, noi italiani, guardando il nostro dibattito politico, così particolarmente aggressivi, ma qui siamo proprio a discorsi pericolosi. C'è poi un lato esterno però della vicenda che non è emerso nel reportage, perché non se ne parla adesso, diciamo, nei giornali, ma se ne parlava per un mese fa e che ha portato a un atto che un gruppo di internazionalisti, tra cui io stesso, ha firmato, che è la dichiarazione di Oxford, e che riguarda proprio l'interferenza nelle elezioni di un paese da parte di potenze straniere. Questo è un aspetto di cui ancora non si parla, però potrebbe essere un capitolo interessante. In sostanza, ad agosto il direttore della CIA ha informato il governo americano che c'erano dei movimenti per quanto riguarda la Cina, la Russia, l'Iran, volti a costruire delle particolari armi cyber che avrebbero creato sconquasso, il caos o falsato i risultati negli Stati Uniti d'America. Sarà quello a cui si riferisce adesso Trump oppure no? Questo secondo me lo vedremo nelle prossime ore, perché siamo abituati a vedere lui che dà sempre la colpa a qualcun altro, no? È legale ciò che fa lui, è illegale quello che fanno gli altri, i brogli secondo lui ci sono. Proverà a dire che è stato Biden, se non ci riuscirà probabilmente dirà che è stata la Russia, la Cina e l'Iran. Punta il dito anche contro gli organi di informazione, no? Che non hanno citato, non hanno parlato dell'ondata rossa che si sarebbe, e invece favorendo Biden. Torniamo al marcattismo. Francisco Contelli, c'è un rischio in questo atteggiamento così aggressivo, e soprattutto se si appoggia a stati esterni, gli Stati Uniti non possono perdere la sicurezza interna e quindi essere così permeabili da tante situazioni che invece non dovrebbero entrare in un'elezione democratica di un presidente. Ma io credo francamente un po' il contrario, lo spiego per quale motivo. Nel 2013 una rivista che si occupa di affari internazionali mi chiese cosa ne pensavo del futuro, specialmente nelle relazioni agli Stati Uniti. Io mi ricordo che dissi con una frase semplicissima: guardate, il mondo cambierà quando gli Stati Uniti avranno raggiunto l'indipendenza energetica. In questo modo gli Stati Uniti non faranno più la polizia del mondo che interviene in ogni parte del mondo per salvare il quieto vivere di tutti, e si è visto con la politica di Trump degli ultimi anni, perché gli Stati Uniti hanno raggiunto la indipendenza energetica nel 2018. Hanno messo in piedi un'alleanza con l'Arabia Saudita wahhabita contro l'Iran che è sciita. L'Arabia Saudita è il primo paese per quanto riguarda le riserve petrolifere. Hanno stabilizzato il prezzo del petrolio attorno ai 54 euro, che assicura una buona redditività anche alle imprese americane di shale oil. Per capire la differenza, in Arabia Saudita un barile di petrolio costa $1, negli Stati Uniti 34, 38, 39. A 54 permetteva una buona redditività anche delle imprese americane, per cui il mondo in questo momento e gli Stati Uniti hanno cominciato a essere liberi dal ricatto del petrolio. In questo contesto hanno messo all'angolo la Cina, la politica dei dazi, la controversia sui dazi cinesi o meno, hanno messo all'angolo in alleanza con l'Arabia Saudita tutta la parte sciita, si sono contrapposti fortemente a Putin, però col quale avevano comunque contratto un accordo segreto Putin, Arabia Saudita e Cina
per stabilizzare il petrolio. Tenete presente che in tutte queste analisi politiche manca un soggetto che fino a 5 anni fa ha determinato tutta la vita economica del mondo, l'OPEC. Trump ha preso l'OPEC e l'ha ridotto ad un club di signori anziani che giocano a carte. L'OPEC nella politica internazionale non vale più nulla, e questo perché gli Stati Uniti hanno raggiunto l'indipendenza energetica. In questo contesto è evidente che, essendo liberi rispetto a noi, è evidente che se fosse vero, come diceva il professore, di queste interferenze di Cina, Iran e Russia, che sono i 3 più grandi nemici di questa nuova indipendenza raggiunta dagli Stati Uniti, può anche darsi che sia vero, può anche darsi che Trump, in un modo francamente discutibile, abbia ragione per quanto riguarda le interferenze. Però io vorrei sottolineare una cosa: in una democrazia, al di là di quello che si dica, si deve mantenere e assicurare la libertà di espressione. Il fatto che 3 emittenti abbiano interrotto la trasmissione è disgustoso, viene negato il principio democratico, perché io posso dire quello che voglio, e ovviamente il Presidente è responsabile di quello che dice in chiave politica, penale e civile per eventuali menzogne, ma interrompere la trasmissione di un Presidente come la nostra, qualora fosse interrotta perché qualcuno terzo dicesse ma questi dicono una serie di stupidità, è gravissimo. Questo mina l'assenso democratico di una nazione, perché nessuno ha il diritto, ti ripeto, al di là delle responsabilità civili e penali di quello che si dice ovviamente, nessuno ha il diritto di interrompere una persona e di impedirgli di esprimere la propria opinione. Questo è gravissimo, ed è una cosa che viene accettata come se fosse, sì, in fondo gli hanno tolto la parola a un Presidente degli Stati Uniti, ma vogliamo scherzare? No, non stiamo scherzando. Allora, il problema è questo: non è chi lo dice e da dove lo dice. Dice dalla Casa Bianca e non è andato sul pulpito o in uno studio televisivo, lo dice dalla Casa Bianca, lo dice in una certa maniera e lo dice contro un altro che può dire tutto quello che vuole contro quell'altro, certo. Ma non, attenzione, non è lecito in una democrazia fomentare. Fomentare è un giudizio soggettivo, scusi, soggettivo. Ma mi scusi, anche le sue opinioni sono soggettive. Ma certo, ma è tutto soggettivo, certo. Ma è per quello che allora mi scusi, c'è un limite alla decenza, perché siccome Presidente degli Stati Uniti in diretta si fa una scopata con la sua segretaria, non è mica così, abbia pazienza, perché a tirarla si arriva anche a questo. Non sono d'accordo. Quanto al petrolio, attenzione, sono 20 anni che gli Stati Uniti stanno portando petrolio dall'Iraq agli Stati Uniti senza pagare $1. Ma è cambiato il mondo, hanno lo shale oil, ragazzi. Non è cambiato il mondo, io parlo di fatti, non di altre. Ecco, perché hanno innescato una guerra dove Saddam Hussein, che sicuramente non era una mammola, ci ha lasciato la pelle, è giusto che fosse anche così. Ma non hanno ripristinato una situazione democratica. Ma queste sono responsabilità delle vecchie amministrazioni? No. Io parlo di americani. Dopodiché chi ne approfitta sono quelli più furbi. Allora, da quel momento lì, quando ha fatto fuori Saddam Hussein, ad oggi non c'è una resa dei conti del petrolio che è stato portato fuori dall'Iraq. Sembrava che con la guerra dell'Iraq il petrolio, me lo ricordo perché ho vissuto quell'epoca, arrivasse te lo regalavano, perché ormai ce n'era per tutti. Quanto petrolio c'è nell'Iraq, pochi hanno idea quanto ce ne sia, va bene? Nessuno ha pagato. E se qualcuno si lagnava c'era sempre un terrorista pronto ad ammazzarlo. Questa è la realtà. Dopodiché, certo che sono autosufficienti, navigano sul petrolio che hanno importato e rimesso nei vecchi pozzi petroliferi che erano saturi, e perché le cisterne non potevano costruire cisterne per tanto petrolio. Il fracking però è una tecnologia diversa. Mi scusi, questo era il meccanismo. Dopodiché è certo che a questo punto possono dettare legge, ma mi pare che invece questo personaggio si comporti in maniera strana. Vorrei la sua opinione, Fabrizio Marella, sul comportamento di un presidente dalla Casa Bianca, cioè come un prete, come il Papa dal pulpito, dicesse delle cose che, insomma, che i musulmani sono cattivi, che lui è buono,
che le cose le spiegherà lui, allora anche questo pontefice, a differenza di molti altri precedentemente, perché la storia dei pontefici è lunga, si comporta in una certa maniera cercando un dialogo e non uno scontro, perché lo scontro lo vediamo in Francia, in Austria, in Germania in questo momento. Prego. Sì, ovviamente l'argomento della libertà di espressione è un argomento forte, interessante, però il problema è che qui lui sta usando le sue prerogative di presidente mentre fa la campagna elettorale, questa è l'anomalia, ma io penso che se questo profilo di legalità sarà sollevato, in effetti sarà la Corte Suprema che lo dovrà decidere. Però non può decidere no. Perché abbiamo già una maggioranza predeterminata. Questo è il problema dell'America. Cioè, cerchiamo di far capire alle persone che sono a casa, non tanto se ho ragione io, lei o... No. Vediamo il quadro che ci presenta, poi avremo altri contributi. Prego. Sì, no, io dicevo che se c'è una violazione della libertà di espressione, questa vale per qualunque cittadino, voglio dire, ci sono i tribunali, e in America i tribunali sono una cosa seria. Credo che però lui abbia violato tutte le regole di correttezza comunicativa possibili e immaginabili, perché nessun presidente degli Stati Uniti finora era arrivato a tanto. Quindi capisco anche che delle catene nazionali abbiano deciso a un certo momento di intervenire in questo modo. Forse ecco, si poteva intervenire in modi diversi, forse intervenendo come la Fox, dicendo guardate che questo non è provato, ecco, poteva essere fatto in maniera più come dire... Sono 4 anni che dice che i giornalisti sono dei farabutti e che non dicono la verità e che lui ha la verità e gli altri no, mi pare. Nel momento in cui dice un falso, perché effettivamente l'esito delle votazioni non c'è, quindi un po' di cautela. Giustamente la sua proposta poteva essere accolta, cioè mettiamo sotto il Presidente ha bevuto un po' di più del solito. Esatto, e perché poi appunto lui parla in questa duplice veste, e questa è la cosa abbastanza grave. Peraltro questa idea della legalità e illegalità dei risultati è anche curiosa, perché ovviamente è un'opinione personale. Peraltro stavo guardando quella marea rossa e quella marea blu che si vede. Sì, è la CNN, sono le immagini della CNN. Sì, in diretta. Anche per esempio dire che la marea rossa è enorme rispetto alla marea blu, è anche questo abbastanza relativo, perché poi non è una questione di territorio, è una questione di appunto grandi votanti che vengono eletti, e quindi diciamo essendo più numerosi nella costa est e nella costa ovest, è chiaro che la marea rossa nel centro degli Stati Uniti, dove la popolazione è molto meno densa, insomma è relativa. Pesano meno, esatto. I grandi elettori, gli americani votano i grandi elettori, i quali poi devono votare ovviamente per il presidente, ma sono già diciamo più o meno orientati, e in questo senso questi discorsi diciamo possono indicare una direzione verso Trump o verso Biden. Peraltro esisterebbe anche una regola che non è mai stata applicata, se non ricordo male, per cui i grandi elettori non sono nemmeno giuridicamente obbligati a votare per uno o per l'altro. Poi a dicembre, quando andranno a confermare tra virgolette il voto, non è detto, cioè ci sono stati dei casi di alcune defezioni, diciamo, quindi un grande elettore eletto a favore del Presidente, e poi quando è andato effettivamente a esprimere la propria preferenza non ha rispettato tra virgolette il mandato, il vincolo del mandato. Perché effettivamente poi a dicembre viene confermato con il voto appunto dei grandi elettori il nome del Presidente e il nome del Vicepresidente, quindi insomma chiaramente questa, ecco, qui alle mie spalle vedete la situazione è ancora come dire in via evolutiva, perché lo spoglio non è ancora terminato. Ricordiamo che c'è la questione dei voti arrivati per posta, no? Joe Biden, Presidente
Presidente, se vale il timbro postale, ed è uno dei temi sollevati anche da Trump. Quello che non si dice è che c'è stato tempo fino al 3 di novembre per votare in alcuni stati e dopo il 3 di novembre ci sono, cioè, le operazioni di spoglio possono andare avanti altri 10 giorni, insomma ci sono alcuni stati dove se il termine è il 10 di novembre piuttosto che il 13 di novembre, quindi se non dovessero manifestarsi come dire, delle situazioni in cui diciamo, chi è in svantaggio non ha la possibilità di raggiungere quello che sta davanti, in quel caso lì allora si potrebbe, come dire, assegnare lo Stato a chi manifesta anche un margine non così marcato di voti. Sta di fatto che al momento, come vedete, siamo a 253 a 213 e la maggioranza da raggiungere è 270. 270, certo. Ecco, allora adesso, visto che abbiamo fatto un profilo di Trump, facciamo un profilo di John Biden. Contributo quindi, numero 2. Sì, adesso vediamo appunto la situazione come dire, della situazione del voto, il contributo 2. The count is being completed and we'll know very soon. Mentre Joe Biden si avvicina ora dopo ora alla vittoria, l'FBI ha aperto un'indagine su un presunto attacco contro il Convention Center di Filadelfia, dove si sta svolgendo la conta dei voti per le elezioni presidenziali americane, e la tensione sociale nel paese resta altissima. Con diverse manifestazioni nelle strade delle città da est a ovest, Donald Trump nella notte italiana ha preso la parola dalla Casa Bianca in una conferenza che molti media americani hanno tagliato in diretta a causa di quelle che sono state considerate evidenti fake news diffuse dal presidente su presunti brogli ed irregolarità dei Dem. Una vera e propria figuraccia per il presidente in carica, qualcosa di inedito e mai visto nella storia del paese. Nelle ore successive poi per Trump le cose si sono messe anche peggio dal punto di vista della pura conta numerica delle schede. Il sorpasso di Biden sia in Pennsylvania che in Georgia, da confermare forse anche con dei ricalcoli nelle prossime ore o addirittura giorni, profuma però al momento per il candidato Dem di Casa Bianca. Ecco, alle spalle i risultati della Georgia, vediamo Biden al 49,4% e Trump al 49,3%, quindi qui veramente il confronto è strettissimo, è strettissimo. Margini minimi comunque. Cioè, infatti in Georgia probabilmente è già stato chiesto il riconteggio delle schede, che è una cosa che si può fare quando il margine è così stretto. Si può richiedere, poi sta alle autorità, compreso la massima autorità della giustizia americana, concederlo o no. Quello che abbiamo detto prima, che nell'elezione di Bush figlio è stato cancellato, anche se c'era una probabilità di brogli in Florida, e vabbè, questo fa parte dei percorsi. Era governatore, tra l'altro, dove il fratello era anche governatore, c'era anche un piccolo conflitto di interessi, in quanto il fratello di Bush Junior era governatore della Florida. Sì, esatto. Quindi passiamo a un altro contributo numero 3. Ok. Tutto ciò che si trova nel mio libro non è mai apparso né in televisione né altrove in America. Gli americani non hanno assolutamente idea di quello che è stato. Ecco perché, in effetti, Donald Trump è, diciamo, il commediante più di successo di tutto il mondo, è riuscito ad arrivare alla Casa Bianca. Nessuno nella storia della presidenza americana si avvicina a quello che ha fatto Donald Trump. È l'erede di terza generazione di una famiglia veramente di impiegati della criminalità, per così dire, nel senso che in America, per esempio, si pensa che la criminalità sia chi uccide, chi ferisce. No, sono i ladri, chi ha imparato a rubare è il vero criminale, chi non paga le tasse, chi non
non fa ciò che deve, chi per esempio ha precedenti penali nella propria attività, chi nasconde gli investimenti. Questo è il modello di business di Trump. Il nonno di Trump addirittura era di origine tedesca e nel 1885 lasciò Bismarck per arrivare in America, divenne cittadino e divenne un tenutario di bordelli, quindi questi sono di fatto i criminali della famiglia Trump, cioè degli impiegati della criminalità. Questo è un problema che ho affrontato già da 4 anni a questa parte. Ecco che Donald Trump, anche se perde con una differenza di 20 milioni di voti, Joe Biden di fatto ha questo vantaggio, sosterrà comunque il contrario. Ci sono centinaia di avvocati che stanno cercando di, attraverso dubbie vie legali, non tenere in considerazione i voti dei neri oppure degli afroamericani oppure dei latinoamericani o comunque di coloro che non sono sostenitori di Trump, ma sta davvero cercando di fare di tutto, non ha il sostegno dell'esercito americano, quindi io credo che certamente ci saranno dei problemi fra ciò che succederà il 20 di gennaio, che è l'investitura, chi lo sa se lascerà la Casa Bianca. Ci sono naturalmente gli agenti segreti che sono fedeli alla Costituzione, non al Presidente, forse si decideranno a farlo uscire di forza dalla Casa Bianca. Ecco. Qual è la vostra? Parliamo di opinioni ovviamente, e quindi la sua opinione? Io devo dire rivelerò un dettaglio personale. Negli anni 90 io sono stato per un anno uno studente degli Stati Uniti, quindi ho vissuto l'America, la California degli anni 90. Sono un po' scioccato da questo tipo di considerazioni, perché un americano, poi un americano colto come l'autore di questo libro, che comincia a parlare del nonno... Pulitzer. Un premio Pulitzer, quindi un grande scrittore, e comincia a parlare, il nonno era criminale, quindi Trump è criminale. È un linguaggio che veramente non mi sorprende. Cioè, non è americano. Non è americano. Ma neanche per idea. Lo capirei appunto in Europa, perché siamo... ma però forse anche neanche nel nord Europa si sarebbe utilizzato questo tipo di discorso, ma certamente non in America, dove anzi tutti gli antenati americani hanno dei precedenti in qualche modo poco chiari, ma insomma non è un discorso che si fa. Mentre è sicuro quello che diceva poi la seconda parte del discorso, quella che riguarda l'esercito di avvocati, e questo secondo me spiega il modo di operare di Trump. Lui è un uomo d'affari newyorkese e in quel contesto ovviamente citare a giudizio chi che sia alla prima occasione fa parte ovviamente del modus operandi, quindi non ho dubbi che utilizzerà decine e decine di studi legali per mettere in crisi i risultati elettorali, però queste sono le vie legali, questo è lo Stato di diritto che almeno questo gli Stati Uniti d'America veramente hanno insegnato al mondo e continuano a essere un punto di riferimento mondiale, che paragoniamo le elezioni americane a quelle che abbiamo avuto da altre parti, insomma siamo diciamo un livello molto, molto più alto. Quindi ecco, sarà anche interessante vedere come uno stuolo di avvocati potrà in qualche modo rallentare la democrazia del paese più grande del mondo. Questa è la mia impressione. Questo rallentamento si può riflettere sulla finanza mondiale, piuttosto anche su di noi? Diciamo che la finanza approfitta sempre delle situazioni più strane. Assolutamente, specialmente quella speculativa ci va notte, appunto, quindi non meravigliamoci che non traggano vantaggio o ci provino almeno. No, Prego. Mi sembra strano che per un premio Pulitzer appunto rivanghi tenutari di bordelli, che lo trovo di un gusto veramente pessimo, squalificante anche per lo stesso premio Pulitzer. Poi tra l'altro c'è una grandissima inesattezza in quello che ha detto e ripeto, mi stupisco, perché uno dei motivi che ho letto recentemente in questi giorni all'analisi di qualche statunitense che diceva uno dei motivi per i quali la grande vittoria di Biden è ancora un po' incerta, perché si pensava che lui avrebbe vinto con 8-10 punti di vantaggio, per cui è evidente che sondaggisti, opinionisti,
trendsetter, hanno clamorosamente sbagliato proprio per la seconda volta consecutiva, certo. come sbagliarono con la Clinton e venne eletto. Questa volta forse riescono a salvare un po' la capra, perché forse vincerà Biden. Ma quello che io trovo incredibile è che uno dei motivi per i quali hanno detto, parlo sempre di opinionisti statunitensi, il margine di vittoria di Biden è che proprio le minoranze etniche hanno votato Trump. Certo. Quindi quando un premio Pulitzer ti dice Trump farà in modo che vengano annullati i voti dei negri, è lui che diventa razzista, perché i negri, le minoranze, soprattutto gli ispanici, hanno votato Trump. Lo certo. dicono tutti. Abbiamo anche una grafica. Esatto, vediamo se la regia ce la può proporre, così vediamo dove ha perso Trump e dove ha guadagnato. La malafede di questa analisi, di questo premio Pulitzer, la malafede e la menzogna che viene ancora perpetrata. Vediamo, eccolo qua, vediamo se arriva. Opla, eccola qua, forse non è chiarissima, ma ci dà, comunque ve la spieghiamo. Allora, la riga in alto, in blu è il voto del 2016, in rosso quello del 2020. Allora, nella prima fila sono gli uomini bianchi, vediamo nel 2016 ha votato il 62% per Trump, adesso nel 2020 il 57%, quindi ha perso. Mentre invece se vediamo dopo ha guadagnato 2 punti percentuali per le elettrici bianche, ha guadagnato 4 punti percentuali sull'elettorato maschile nero, 4 punti percentuali anche tra le donne di colore, i latinoamericani uomini 3 punti percentuali in più, sempre rispetto al 2016 chiaramente, e poi le donne 3 punti percentuali, e poi qui mettono gli altri, per gli altri un 5%. Ecco, quindi queste sono le stime, diciamo, di come si è espresso l'elettorato nei confronti di Trump. Quindi ha perso qualcosa nell'elettorato maschile bianco, ma ha guadagnato poi invece su tutte quelle che avrebbero dovuto essere invece, tra virgolette, l'elettore forse ideale per Biden. Ma perché? Perché? Cos'è successo? Pontelli. Io continuo a dire che Trump sarà quello che è un uomo d'affari, è un uomo spericolato, senza, come si diceva una volta, è un affarista senza Dio e senza patria. Io posso anche essere d'accordo. Però Trump ha portato alla piena occupazione gli Stati Uniti, ha abbassato le tasse alle imprese, ha avviato un reshoring produttivo reale. Basti pensare, tanto per restare anche in situazioni aziendali che noi conosciamo, FCA ha chiuso la produzione in Messico e l'ha riportata a Detroit. Questo vuol dire aver assunto 1500 operai a Detroit, in una città che era, anzi addirittura il comune di Detroit è fallito per la crisi dell'automobile. Questo l'ha fatto Trump. Può piacere, può non piacere, è un uomo criticabilissimo, sta utilizzando il palco della Casa Bianca in modo improprio. Queste sono cose che si sanno già, però lui sotto il profilo economico è riuscito con la politica dei dazi a mettere in un angolo la Cina. Tenete presente che mentre l'Unione Europea accusava Trump di aver usato i dazi per l'alluminio e per l'acciaio, l'Unione Europea li aveva messi 6 mesi prima e non te lo dicevano, e Trump faceva la parte del cattivo che metteva i dazi contro il libero mercato, quando l'Unione Europea l'aveva messa 6 mesi prima sull'alluminio e sull'acciaio, in più l'ha messa anche sulle gomme cinesi. Per cui Trump sotto il profilo economico è assolutamente inattaccabile. Chiaro che se ragioniamo in termini del personaggio, dei suoi trascorsi, dei famosi bordelli familiari che il nonno o bisnonno avrebbe tenuto, stiamo arrivando proprio a livello più infimo della battaglia politica. Da una parte lui che utilizza il palco della Casa Bianca in modo improprio, dall'altra parte i suoi avversari che si mettono allo stesso livello suo, solo con una forma molto più elegante. Ma comunque, ripeto, quello che ha detto il giornalista premio Pulitzer è inqualificabile, tra l'altro mentendo sul voto delle minoranze etniche che hanno tutte votate per Trump. Quindi quando lui dice che Trump vuole impugnare il voto delle minoranze etniche, delle minoranze di colore etniche, dice una falsità, perché hanno votato per lui, per cui casomai andrà a cercare di invalidare i voti di chi non ha votato per lui. Mi sembra così evidente. Però diciamo che l'esperienza americana del razzismo è molto vecchia
e abbiamo trovato contributi, anche libri e letteratura, dove il vero razzista non è la persona ricca. La persona ricca sfrutta il negro, sfrutta l'ispanico, sfrutta tutte quelle persone che sono più deboli e che si lasciano sfruttare perché non hanno via d'uscita. Ma è l'ispanico il vero razzista, perché considera l'altro ispanico che sta immigrando un competitor e quindi rischia lui. Ed è un po' la situazione che si viene a creare, torno sempre alla trasmissione di prima, in Italia, quando le donne vanno a lavorare, durante la prima guerra mondiale, vanno a lavorare al posto degli uomini, poi gli uomini tornano dal fronte e c'è una competizione. E c'è uno scontro, ed è uno scontro abbastanza vivace, ma non contro le donne, c'è un'offerta che è maggiore della domanda e quindi chi domanda può scegliere chi vuole assumere. E la stessa cosa avveniva negli Stati Uniti all'epoca delle leggi razziali e avviene tuttora, perché chiaramente il più debole cerca di emarginare l'altro. Questo è il comportamento soprattutto degli ispanoamericani. Ma abbiamo un altro contributo. David Kay, sempre questo terribile giornalista che parla di John Biden, giusto? Sì. Joe Biden, insomma, lo conosciamo da un po' di tempo e si sa benissimo che è una persona per bene, insomma, ha una carriera politica che si accumula da anni a questa parte, è semplicemente una transizione verso la normalità se diventa presidente. Certamente non potrà impegnarsi in una radicalizzazione di massa della nazione come sostiene Trump, ma comunque a condizione che esca Trump dalla presidenza e se Biden diventa presidente sarà più vicino all'Europa, in modo particolare all'Europa settentrionale, di quanto non lo sia stata. Ci sarà una rete di sicurezza sociale, si arresteranno tutta una serie di abusi che si sono perpetrati, per esempio a livello finanziario, di tasse. Per esempio le 4.000 famiglie più ricche americane praticamente riescono addirittura a aumentare la loro ricchezza del 700% perché si sta occupando solo dei super ricchi, e quindi c'è questa rivolta popolare perché c'è naturalmente un livello di indebitamento incredibile a causa del virus qui in America. Prego. Sì, ecco, direi che ha aperto un fronte molto interessante, che è quello dell'eventuale mutamento della politica estera statunitense, se vince uno o se vince l'altro, e questo ci interessa perché noi siamo europei e evidentemente l'alleato americano è particolarmente importante per noi. E una domanda che potrebbe sorgere spontanea è quella: ma se vince uno o vince l'altro, cambierebbe l'atteggiamento degli Stati Uniti nei confronti dell'Unione Europea? È quello che cercava di dire appunto il giornalista. La mia impressione è che non cambierebbe di molto, perché c'è il famoso deep state, cioè non è che è vero che c'è lo spoil system per cui il nuovo presidente nomina i vertici delle amministrazioni, però lo stato profondo, l'apparato istituzionale rimarrebbe quello. Detto questo, però, credo che proprio perché studiando la politica statunitense si vede un piccolo cambio di direzione tra democratici e repubblicani, sicuramente ecco, Biden potrebbe rilanciare alcuni dossier che sono rimasti, anzi che sono stati chiusi a Trump, come ad esempio quello della NATO. Si parlava prima del voto dei militari, è un punto molto interessante. E i militari non sono contenti di Trump, ecco, la Trumpnomics magari ha funzionato per i civili, ma i militari no, perché la politica di Trump è stata, se guardiamo bene, il ritiro delle truppe, la chiusura addirittura di basi militari, delle volte per punire la Germania, per esempio, no? Quindi chiaramente l'apparato militare americano, insomma, non vede con molta simpatia. Vedremo che cosa si tradurrà in termini di voti. Però questo secondo me porterebbe a un mutamento, diciamo, di posizione, che dall'approccio unilateralista, che è quello di Trump, si sposterebbe più verso un approccio multilateralista. Vedremo, perché anche Biden non è un santo, ma in ogni caso, insomma, penso che dossier come la NATO, in cui
evidentemente c'è un discorso molto ampio che potremmo fare, ma non voglio adesso annoiarvi, discorsi come l'Organizzazione Mondiale del Commercio, che Trump ovviamente non sopporta perché liberalizzazione vuol dire liberalizzazione, ma se uno comincia a perdere dei soldi, la Trumponomics prevede America First, quindi si chiude il WTO perché non conviene più agli Stati Uniti. Insomma, è un mutamento filosofico notevole, ma è quello che non ha detto il giornalista, ma che invece avrei chiesto io se fossi lì, è ma forse votare Biden potrebbe anche avere un impatto in Europa dal punto di vista della famosa Brexit, perché mi chiedo io, non credo che Boris Johnson avrebbe tutta quella, diciamo, arroganza che sta avendo adesso nei negoziati con l'Unione Europea se vincesse Biden, perché con Trump gli fa sponda, l'abbiamo visto, con Biden sarebbe interessante potrebbe cambiare, potrebbe cambiare perché Biden è più filo europeo sicuramente di Trump e molto meno, diciamo, amichevole rispetto a Johnson dell'altro. Quindi secondo me ci sono tanti dossier internazionali che potrebbero in qualche modo cambiare, non di molto, ma insomma cambiare orientamento, e questo ci interessa perché, ripeto, noi siamo collegati a doppio passiamo filo. a un altro contributo, sempre per vedere la sfaccettatura di Trump, e quello che è bello notare è che alla fine anche qui Trump nel bene e nel male tiene banco. Allora vediamo l'avvocato giurista Connelly che parla appunto di Trump. Mi chiamo George Conway, sono un avvocato civilista. Mi occupo soprattutto di cause legate a titoli azionari. Mi sono occupato di appelli, tra cui un caso importante alla Corte Suprema. Mia moglie è stata responsabile della campagna elettorale di Trump e ora è consulente del presidente. Ho votato per Trump nel 2016 e stavo per avere un incarico al Ministero della Giustizia come responsabile della sezione civile. Trump non era la mia prima scelta fra i candidati repubblicani, ma sì, speravo che si calmasse e migliorasse con il passare del tempo. Aveva iniziato a dimostrarsi un po' più disciplinato. Era fuori controllo ogni 3 giorni invece che ogni giorno. Ma il problema è che una volta arrivato alla posizione di potere supremo ha perso la motivazione a essere disciplinato. E a questo punto penso, cos'ha che non va? Trump è uno scherzo che è sfuggito di mano. Pontelli. Una testimonianza rancorosa di uno che voleva un incarico, non l'ha avuto, di conseguenza ha in antipatia chi non gli ha dato quello che ha promesso. Potrebbe essere. Ma la moglie sì. Ma la moglie sì, a maggiore, magari si saranno anche separati con la moglie, va a saper tu. Sì, però voglio dire, ripeto, io non voglio difendere Trump. È una delle facce di sì, certo, ma io non sono mica qui per difendere Trump. No. Voglio solo dire che questo tipo di testimonianze sono velatamente di parte, partono da una delusione che Trump non è che mi sia piaciuto tantissimo sinceramente, però certe cose evidentemente le ha fatte. Invece adesso vengono fuori tutte queste testimonianze di chi voleva avere e non ha avuto, di conseguenza Trump è cattivo, cioè che Trump beva 8 Coca-Cola al giorno, perché questo beve 8 Coca-Cola al giorno, a me non me ne frega niente, cioè non è questo che io, voglio dire, Kennedy è stato forse il miglior presidente, eppure era notoriamente un donnaiolo, cioè non è che per questo Kennedy ecco è un cioè noi stiamo mescolando la politica al privato, ed è il primo errore che si fa. Poi indubbiamente certe dichiarazioni, ribadisco, non si dovrebbero fare, però nel momento in cui tu agisci come censura non va bene neanche quello. È chiaro che si sapeva già dall'inizio che Trump fosse un personaggio, diciamo, sopra le righe, indubbiamente sopra le righe rispetto ai suoi predecessori. Ma forse allora, non ci stiamo cascando anche noi? Perché c'è un vecchio detto che mi pare che Trump lo stia perseguendo da anni: parlate male ma parlate di me. E noi ci stiamo entrando. Oddio, questo lo dice, chi è che lo diceva? Renzi?
o Salvini? No, vecchio detto. Ah no, sì, no, ho capito. Ma la filosofia di Trump è questa: io vado contro e parlate di me, perché l'importante è che se parlate di me io esisto e poi mi difendo io ai vari livelli, e lo vediamo che è riuscito a battere la Clinton, rischia di battere anche l'attuale concorrente, quindi ma non è così. Noi siamo un po' più diciamo educati. Lui è la sua politica. Questo sicuramente sì. Ecco, quindi non diciamo che questo avvocato sta parlando così piuttosto che colà. Trump gliel'ha dette e gliel'ha fatte, e quindi questo è un motivo che lui accende un'altra lampadina, che alla fine alla gente interessa che questo abbia la forza di difendersi e dimostrare. È come uno sportivo: se arriva prima, come arriva non me ne frega niente, l'importante è che arrivi, basta che non si scopra che sei drogato. Che è la cosa... Allora, abbiamo vari altri contributi, parliamo di psicologi e di psichiatri. Allora, come gli psichiatri americani si scatenano contro Trump, ma vediamo che nonostante tutte queste persone si siano chiaramente e pubblicamente scatenate, la competizione è ancora per aria, non è certo nulla ancora, quindi non è che ha stravinto il suo avversario. Quindi vediamo l'altro contributo e vediamo un'altra sfaccettatura di come gli americani vedono Trump. Mi chiamo Garner, sono uno psicologo. Insegno alla facoltà di psichiatria della Johns Hopkins University da 28 anni. Ho scritto alcuni libri e sono il fondatore di Duty to Warn, un'organizzazione di professionisti che ritengono che Trump debba essere destituito perché è psicologicamente inadatto. Mi chiamo Dodds, sono psichiatra e psicanalista. Mi occupo soprattutto di comportamenti compulsivi e ossessivi. Mi sono interessato alla psicologia in politica negli anni scorsi per via del pericolo che corre il nostro paese. Mi chiamo Frank, sono psicanalista e psichiatra. Esercito la mia professione a Washington DC da 40 anni. Trump è adatto a essere presidente e comandante in capo? Posso rispondere con una parola: no. Trump è un sociopatico, un sadico, un truffatore, un razzista, un misogino e sessista in generale, e penso che sia un problema. Ecco, però alla fine, giusto, ne parliamo. E non è che questo ha azzerato la credibilità di Trump, tutt'altro. No, perché vediamo che la competizione è ancora in corso. Prego. Sì, ma io credo che si dia forse anche troppa importanza per il ruolo del Presidente degli Stati Uniti nel contesto costituzionale americano, perché tutto sommato, insomma, adesso vengono fuori queste analisi psichiatriche, queste cose qui, però non è che si sia richiesto prima al Presidente degli Stati Uniti di essere un premio Nobel o un genio particolare. Abbiamo avuto Reagan a 8 anni, era un attore di Hollywood, cosa sapeva Reagan di economia, di politica? Ma poi non è stato neanche tanto male. Sì, bravissimo, evidentemente l'apparato... È stato più bravo come presidente che come attore. Sicuramente, quindi vuol dire che insomma fare il lavoro del presidente, per dirla banalmente, insomma, non è così difficile, quindi anche se questo fosse sadico quello che si è detto, non lo voglio difendere, però insomma, mi sembra eccessivo, anche perché poi come fa uno psichiatra a fare questa analisi senza conoscere bene il paziente? Sì, mi sembra un po' scontato. Come giudicare la psicologia di Vittorio Gassman quando recita. Esatto, per me è la stessa cosa, perché in questo momento Trump sta recitando alla grande, perché l'ha già provato prima, che forra il video, e quindi è la sua chance rispetto agli altri. Prego. Certo, e direi che non sta neanche recitando una parte molto originale, perché prima di venire qua proprio stavo pensando sui tipi di argomentazione che lui usa costantemente, e se noi pensiamo, e secondo me questo aspetto si ricollega alla vostra prima parte della serata, appunto alla Prima Guerra Mondiale, se noi riflettiamo un attimo su quello che era, diciamo, il messaggio degli Stati Uniti prima della Prima Guerra Mondiale, cioè scopriamo in realtà che gli Stati Uniti sono stati un paese isolazionista fino alla Seconda Guerra Mondiale. Quindi non è, la novità non è quella di dire America First. America First vuol dire richiamare quei valori tradizionali americani che risalgono a prima della Seconda Guerra Mondiale. Cioè richiamare Monroe, la famosa dottrina Monroe, quando gli americani, insomma, dicevano America agli americani, Europa agli europei, perché avevano paura dell'ingerenza degli europei in America, insomma, e così via.
È chiaro che questo è un argomento quindi che fa presa sugli americani, ma che, ripeto, non è per niente originale. L'interventismo americano nel mondo, infatti, è qualcosa che emerge negli anni 50. Certo, dopo la Seconda Guerra Mondiale. E peraltro, appunto, un fatto nuovo, insomma, nella storia degli Stati Uniti. Quindi, ecco, chissà che parte sta recitando. Da una parte credo che reciti un copione antico e infatti fa presa, guardavo proprio la marea rossa, sull'America profonda. È quella che sta all'interno delle due coste. Quella proprio dell'Arizona, quella insomma degli stati, quelli proprio conservatori. È chiaro che non fa presa in California, non fa presa a New York, dove questi argomenti qua insomma sono triti e ritriti, anzi sono ben superati. E quindi è una bella sfida, ed è curioso però anche professionalmente degli psichiatri che facciano questo tipo di commenti. Bisogna spiegare che l'America, soprattutto nel centro America, la cultura è molto bassa, è tagliata fuori dal mondo. Non c'ha la cultura appunto delle coste, quindi della California, piuttosto che Stato New York, eccetera, della Florida, e quindi l'impatto teatrale è molto più forte. Poi chiaramente come lo fa in pubblico è una cosa, poi quando va a decidere riesce a ottenere i risultati che vuole, perché sa quello che vuole, perché è uno che ha fatto economia, ha messo in piedi bene o male una struttura enorme, e quindi sappiamo. Ma abbiamo un altro contributo contro l'accusa al Presidente. Sentiamo l'altra voce degli americani e poi passiamo la parola a Pompelli. Con che coraggio i liberali, gente di sinistra, cercano di annullare la democrazia accusando il Presidente di essere malato di mente senza alcun fondamento. Gli psichiatri vogliono fargli una diagnosi senza averlo mai visto. È una follia. Non è la prima volta che la sinistra attacca i repubblicani. Hanno fatto la stessa cosa con Barry Goldwater e anche con Reagan. Più di 1000 psichiatri sostenevano che Barry Goldwater fosse malato di mente. Poi sono stati rimproverati dall'Associazione degli Psichiatri Americani, che sosteneva che non si può fare una diagnosi senza visitare il paziente. Eppure lo fanno ancora. Come ha detto il professore, trovo veramente grottesco che degli psichiatri giudichino una persona, la sua psiche, che da quanto si dice in giro sia un fattore molto complesso ed articolato, la possono giudicare dal comportamento davanti alle telecamere di una persona. Lo trovo professionalmente inqualificabile, francamente, e mi auguro che l'Associazione dei Psichiatri Americani li sanzioni in qualche modo, perché è chiaro che è un attacco prettamente politico, legittimo, perché tu puoi criticare una persona anche per il modo che ha di allacciarsi una cravatta, ma nel momento in cui tu entri nel tuo campo professionale di psichiatra e dici che quella persona non è adatta, automaticamente il discorso è diverso, diventa molto, molto più subdola alla tua stessa critica, perché le critiche sono legittime tutte, ma quando tu fai tu carichi la tua professionalità e pretendi di fare un'analisi psichiatrica da una persona guardandola in TV, qua siamo veramente alla frutta, ed è una cosa di una gravità estrema. Quello che io non riesco a capire, come mai si permettono determinate cose, come se io posso avere una profonda antipatia per un giornalista e dire: ma sai, quel giornalista là secondo me è questo e questo e quell'altro, come ti puoi permettere se neanche lo conosci? E questo è specialmente poi per di più detto nei confronti del Presidente degli Stati Uniti. Tornando alla questione elettorale di questo testa a testa, c'è anche un'altra, forse, io dico un po' provocatoriamente, allora, noi parliamo di Trump, ma Biden ha veramente tutto, tra virgolette, questo carisma? Ecco. Allora, il suo voto, il consenso che sta raccogliendo, non è che raccolga il voto contro Trump e non a favore suo? Ma è evidente. Biden è la fotocopia sbiadita della Clinton, sostanzialmente. Infatti tutti i commentatori dicono che il Partito Democratico è a pezzi.
perché tutti dicono che Biden è l'espressione di un partito democratico a pezzi, che non ha più una classe dirigente da proporre, di conseguenza si sono affidati a questo bravo signore, che nessuno mette in dubbio la sua bontà, la sua bravura di 80 e rotti anni, che avrà in mano, che non si ricorda neanche i nomi dei propri avversari politici, avrà in mano il bottone per far scoppiare il mondo. Voglio dire, è evidente che Biden è l'indicatore della debolezza del Partito Democratico, che è tutto contro Trump, esattamente come qua in Italia sono tutti contro il partito avversario. È la incapacità di proporre qualcosa come persone, come classe dirigente, come candidato, per cui giochi la tua partita contro un altro, che è molto più semplice da fare, perché proporre devi avere un discorso articolato, invece se io mi metto contro di lei è molto più facile, ti dico tu conto sui tuoi difetti, ma non propongo dei pregi, ed è il sintomo di una crisi politica che non riguarda solo gli Stati Uniti, ma in termini generali una crisi della politica, una crisi della classe dirigente politica che è allarmante e che vale per l'Europa, per gli Stati Uniti, per l'Italia. Questo è un voto boomerang. Cioè può rivelarsi un voto boomerang assolutamente, perché nel momento in cui io voto contro qualcuno, rifiuto Trump, quindi voto l'altro. Esatto, tanto è vero che gli analisti dicevano che il grosso errore, la grossa fregatura che ha avuto Trump è stato la ricevuta dagli elettori di McCain, al quale lui è stato inqualificabile, che hanno votato Biden, perché non volevano assolutamente votare, pur essendo repubblicano, una persona che avesse trattato in quel modo McCain, e questi hanno votato tutti per Biden, per cui nel momento in cui tu devi andare a proporre si vedrà la statura di Biden e del suo staff. Addirittura ci sono stati episodi di questo tipo, repubblicani che finanziavano il trasporto col pullman degli anziani perché andassero a votare contro Trump. Certo, ma certo. E quindi l'America diciamo che ha mille facce, no? Ma così. Sicuramente, non per niente è un grandissimo, una grandissima nazione. Però questo è un contributo un po' più serio, diciamo. Trump ripristina la pena di morte federale. Il contributo numero 9. Il boia federale torna in azione negli Stati Uniti dopo ben 17 anni di inattività. Il via libera all'iniziativa dell'amministrazione Trump è scattato con la decisione della Corte Suprema di non occuparsi del caso, dopo che alcuni detenuti nel braccio della morte si erano opposti alla ripresa delle esecuzioni secondo le nuove procedure messe a punto dal Dipartimento della Giustizia. Procedure presentate dal ministro William Barr la scorsa estate e che prevedono la somministrazione ai condannati di un'iniezione letale attraverso l'uso di un solo farmaco, il pentobarbital. Si tratta di una grave sconfitta per le associazioni che da sempre in America si battono contro la pena capitale e di una svolta che va in controtendenza con l'orientamento da tempo in atto nel paese, con un numero crescente di stati che hanno ormai accantonato il ricorso alla pena di morte, soprattutto dopo le terribili vicende degli ultimi anni che hanno visto morire diversi detenuti tra atroci sofferenze a causa di un mix di farmaci inadeguato. A livello federale la moratoria delle esecuzioni era scattata nel 2003 sotto l'amministrazione di George W. Bush. Da allora nessun detenuto nel braccio della morte delle prigioni federali, condannati per lo più per tradimento, spionaggio, omicidi plurimi o l'assassinio di bambini, è stato più sottoposto ad iniezione letale. Beh, ecco, questa Sì, non è un segno di civiltà, perché l'America... Forse non ha letto dei delitti e delle pene. Esattamente, Cesare Beccaria, noi siamo il paese di Cesare Beccaria e quindi non ammetteremo mai una cosa del genere, ma questo è incredibile, perché poi tra gli Stati Uniti sono anche il paese dei diritti umani in fondo, e quando si sente parlare di queste cose qua sulla pena di morte cascano le braccia, perché se si ha ancora la pena di morte come si fa a parlare degli altri diritti umani? Sembra quasi una contraddizione, ma questo forse è il fossato che divide proprio gli europei e gli americani, che ancora tollerano questo tipo di orribile pena. Pena capitale federale in questo caso, quindi c'è un'ingerenza, diciamo così, tra virgolette, anche nei confronti degli stati confederati. Assolutamente sì, perché di solito invece era di competenza statale. Insomma, non mi sembra un grande contributo. Tra l'altro noi abbiamo parlato prima di donne, ma Trump aveva intenzione di inasprire anche, tra virgolette, la legge sull'aborto, ad esempio, negli Stati Uniti. Quindi insomma, ci sono delle scelte che sono sicuramente discutibili. Alle mie spalle vediamo ancora i dati, vediamo se la regia
Russia ce li può riproporre. Allora qui vediamo la Georgia, Biden è avanti, di poco ma è avanti, anche qui il Nevada è sempre Biden che è in avanti, che è davanti, ed è davanti anche in Pennsylvania, che è uno degli stati chiave, ma soprattutto è uno stato, tra virgolette, eccolo qua, era uno stato in teoria che doveva giudicarsi facilmente Trump, e invece Biden, e oggi col voto postale sta scavalcando il presidente uscente dagli Stati Uniti. Ma insomma la questione andrà avanti, e l'impressione è che come dire, possa andare avanti ancora per un po' di tempo. Cosa dice Pontelli? Sicuramente potrà andare avanti per parecchio tempo. Relativamente alla pena di morte, io sono per Costituzione contrario alla pena di morte, ma non perché certe persone, facciamo l'esempio dei pedofili, facciamo l'esempio di Belgio, del mostro di Marcinelle, ma perché la pena di morte è una pena che viene data dall'essere umano, quindi deve prevedere per principio si possa sbagliare, la fallibilità. La pena di morte non prevede la possibilità di rimediare un errore, per cui per quanto una persona possa, mi ricordo l'avvocato d'allora diceva non esiste la flagranza assoluta, per cui qualsiasi sia la pena comminata da un organo statale deve comunque prevedere la possibilità di porvi rimedio. La pena di morte evidentemente rimedio difficilmente lo può porre. Però è altrettanto vero che certe persone la meriterebbero. Però io sono contrario assolutamente, e il fatto che Trump l'abbia reinserita secondo me è un passo molto grave, che le porta indietro di parecchi anni. Paradossale che poi la moratoria fu fatta da Bush, che era anche lui repubblicano. Io faccio un'altra domanda invece. Uno che ha l'ergastolo, che deve stare là per altri 40 anni, 50 anni, 30 anni fino alla morte, no? Non è peggiore la punizione? Dipende, bisogna vedere che cosa si intende per pena. Parliamo di carceri americane. Sì, sono terribili, su quello non si discute. Ecco. Per cui diciamo che per certi aspetti, però dall'ergastolo, se tu salvo l'impulso di autoconservazione, che tende a supportare anche certe cose, ma non sono è una d'accordo, vita. però se si ricorda recentemente è uscito dalle carceri americane una persona che è stata in galera condannata all'ergastolo innocente a 28 anni, attraverso il DNA è riuscito a provare la propria innocenza. Quindi la speranza per un innocente che abbia preso l'ergastolo è quella di riuscire. È chiaro che questi 28 anni non li verranno mai più risarciti, però perlomeno è vivo. Nel momento in cui lo avessero giustiziato, anche qualora avessero provato la propria innocenza col DNA, certamente non potevano andare a scavare la fossa. Per cui è chiaro che la permanenza, io credo che l'ergastolo sia una pena terrificante, perché non sapere di non avere a termine il fine pena mai è un'idea allucinante. Però per una persona innocente, e ce ne sono purtroppo, perché gli errori giudiziari ce ne sono, hai sempre la speranza di poter dimostrare la tua innocenza. Ma questo vuol dire aiutare la giustizia anche, l'ergastolo, vuol dire aiutare la giustizia a rimediare, lo stesso ma assolutamente, certamente sì, adesso. Ma assolutamente sì. Cosa dice Marrella? Io dico appunto, un'altra differenza tra noi e gli Stati Uniti proprio su questa questione è che da noi c'è la Corte Europea dei diritti umani, cosa che manca negli Stati Uniti e che ancora una volta, non dico che rende l'Europa nessuno è superiore a nessuno, però culturalmente la nostra affinità è tale che sorprende che in un paese come gli Stati Uniti appunto si torni a questo tipo di soluzioni. Però questo mi convince sempre di più questa sera che allora il nostro Trump non sia così originale come sembra, ma che invece reciti il copione proprio dell'America isolazionista prima della prima guerra mondiale. Gioca sulla pancia della gente, sui pulsioni delle persone. Sì. E quindi è interessante perché tutto ciò che è successo dopo, allora il nuovo ordine economico internazionale, tutto quello che è successo dopo la seconda guerra mondiale, no? La dollarizzazione dell'economia, no? Our currency, but your problem, tutto questo allora sembrerebbe quasi essere
calare del dimenticatoio. Non credo che sia nemmeno nell'interesse degli Stati Uniti tornare a fare gli isolazionisti, soprattutto in un momento in cui la Cina non è per niente isolazionista. Quindi sarebbe grave per l'Occidente che questo, diciamo, copione fosse portato a termine, perché in effetti, ripeto, noi europei abbiamo bisogno degli Stati Uniti come gli Stati Uniti hanno bisogno dell'Europa. Qui però mi viene un ultimo dubbio, poi mi taccio, e mi chiedo se questo legame tra Unione Europea e Stati Uniti non sia più una rappresentazione nostra necessaria per la nostra sopravvivenza che il contrario, perché noi forse per 60 anni appunto abbiamo vissuto nell'idea che gli americani sono sempre dalla nostra parte perché i loro antenati sono europei, no, sì, anche quello parlava prima, no, del trisnonno che era tedesco e così via. Però guardando il mutamento è morto di spagnola. È morto di spagnola. Dell'influenza sì, è morto di influenza spagnola. Senza mascherina. No. Non c'erano. Questo però ovviamente mi fa pensare a un dato preoccupante, che è quello per cui, data la composizione etnica, infatti il grafico prima lo mostrava bene, degli Stati Uniti che sta cambiando, secondo me sta cambiando anche proprio il legame tra noi e gli Stati Uniti, per cui il numero di questi uomini bianchi, io ricordo quando ero in California mi avevano messo il tesserino bianco caucasico, non ho mai capito cosa voleva dire, però lì si usava. Sono sfumature di bianco. Sfumatura caucasica, chissà perché, essendo italiano. Però è curioso perché appunto quanti presidenti e quanti, diciamo, decisori politici negli Stati Uniti avranno antenati europei nei prossimi 20 anni? Io temo che siano sempre molto meno, saranno molto di più latinoamericani, asiatici, e quindi può essere che si vada in una direzione proprio in cui, accelerata dall'isolazionismo di Trump, in sostanza gli Stati Uniti si sgancino completamente dal vecchio continente e noi ci troveremo soli finalmente a discutere di Unione Europea e del nostro destino, perché neanche questo... Certo. Posso narrare un aneddoto? Io ero a New York a NATPE del 1980 perché compravo programmi e naturalmente loro discutevano, perché il congresso mondiale dei programmi televisivi, delle televisioni eccetera, una cosa mostruosa, e allora discutevano come affrontare il problema degli ispanoamericani, perché avrebbero dovuto proporre dei canali in lingua spagnola. E difatti poi un po' alla volta hanno pensato anche alla produzione e tutto il resto, poi qualcuno invece ha tagliato secco, dice impari l'inglese oppure stai a casa tua, e quindi il famoso maniera. Il famoso Spanglish che parlano. Sì, ma loro già nell'80, quindi parliamo di 40 anni fa, c'era già la discussione la prevalenza di latinoamericani come migranti nel territorio statunitense. Questo si ponevano a livello di comunicazione. Certo. Come faremo questa comunicazione? Perché attenzione, le produzioni dei programmi americani che noi vediamo come se fossero spettacoli eccetera, perché allora a quell'epoca avevo fatto una trattativa con uno dei produttori che venisse a fare la produzione in Italia. Allora un telefilm costava, parlo di 40 anni fa, $150.000 a puntata, in Italia con 30 milioni ce la cavavamo. Allora il dollaro era andato a finire alle stelle, no? Aveva superato le 1.000 lire di gran lunga, no? E quindi dico, ci risparmiamo, no? Dice, perché noi dobbiamo produrre, adesso c'è la disposizione che dobbiamo rappresentare tutte le fasce della popolazione americana. Quindi ci dovrà essere la figura, diciamo l'afroamericano, ci dovrà essere, soprattutto a quell'epoca c'erano figure greche, cioè greche americane, no? Italo-americane, eccetera, e quindi nelle serie televisive c'era sempre un mix, magari il grande protagonista era bianco, che era il poliziotto sveglio, il 007 americano, il suo capo era negro ma non capiva un tubo,
no? Per cui lo vessava, ecco, questo contrasto. Stereotipi rimanevano poi alla fine, i famosi stereotipi poi alla fine restavano. Ma l'importante era la partecipazione di tutti, certo. Questo è stato il passo, diciamo, usciti dagli anni 60, si è andati verso questa direzione nella produzione televisiva e anche cinematografica. Anche se recentemente poi c'è stata un'alzata di scudi in merito all'Oscar, no, che andava sempre ai bianchi, allora gli americani, diciamo che i bianchi hanno aperto un po' Noi ci stiamo uniformando a questa cosa che negli Stati Uniti è venuta 40 anni fa, noi con 40 anni di ritardo ci uniformiamo perché è notizia di oggi, perlomeno l'ho letta oggi, che il prossimo 007 sarà una donna. Una donna, sì, è vero. Posso dire la mia? È nera, sì, patetici proprio, non capiamo niente. Scusate, ma non sapete quante ce ne sono? Non se saranno. Ma tornando alla prima guerra mondiale hanno fucilato delle grandi spie, no? Ma certo, ma nessuno. Solo che la donna non fa come 007, gira con la pistola, non beve martini, lei se lo porta a letto e ha risolto il problema. E non beve martini forse. È stato uno dei motivi per cui hanno scoperto che il Common Rail, che era stato scoperto dalla Fiat a Bari, è stato venduto sotto banco dall'ex amministratore delegato a Bosch, ecco, e gli hanno avvicinato una rumena, tanto per cambiare, e lui si è innamorato. Mollato. Sei innamorato? Allora è stato chiamato dalla presidente, che era Giovanni, e ha detto: lei è troppo bravo. Gli ha riempito le tasche di soldi, perché questo sapeva tutte le cose che giravano dentro la Fiat, è diventato poi il presidente, è diventato Giovanni Agnelli. Questa era il retroscena scandalo Volkswagen, che le 007 sono brave a fare, molto più che sparare con la pistola. Comunque le nostre 007 in Italia sparano bene. Sì. Non dimentichiamoci che qua a Padova abbiamo un fior di questore donna. Qui a Padova c'è un fior di questore ed è una donna molto molto brava, molto decisa. Sì, ma questo è il questore. Sì, ho capito, voglio dire, no, qua parliamo di 007, ma per noi lo stereotipo della donna è già superato dalla vita. Con il questore di Padova. Sì, assolutamente. Certo. Ecco, allora ci fermiamo qua. Dai, guardiamo gli ultimi dati, cosa danno? Gli ultimi dati, vediamo se la regia li manda in sovraimpressione, eccoli qua, ma no, siamo ancora 0,3 come dire in ballo. Sì. Vediamo qua i dati del Nevada, 49,8 Pennsylvania 0,3. Il divario è con la Pennsylvania 49,5 e 49,2. Sono 10.000 votanti di differenza. Alla fine sono poche migliaia. 3 milioni molto stretto, contro 3 milioni e 3. Credo che perdere per poche migliaia, per chi perde deve bruciare parecchio. Con 330 milioni di abitanti deve bruciare parecchio. Certo, questo insomma dà l'idea anche di una lì che si attaccherà Trump, non va a attaccare dove ha avuto. No, certo, chiaro, è evidente. Ma staremo a vedere dove si riconteranno i voti, se si riconteranno, e quanto si andrà avanti anche con questa storia. Allora, grazie al professor Fabrizio Marrella per essere stato qua con noi. Ricordiamo per i telespettatori, docente di diritto internazionale a Ca' Foscari, nonché prorettore ai rapporti internazionali. Grazie per essere stato qua con noi e grazie anche a Francesco Pontelli, economista, per la vostra presenza. Mi sarebbe piaciuto poter annunciare il nuovo presidente degli Stati Uniti questa sera. Tullio, abbi pazienza, venerdì prossimo vedremo come va a finire, perché saremo più bene qui, non finirà la prossima settimana. Assolutamente. Anche noi non finiamo qui, anzi anche la settimana prossima, tra l'altro per la parte storica ricorderemo un altro presidente americano, cioè John Fitzgerald Kennedy, quindi una figura che ha lasciato il segno negli Stati Uniti, ma forse anche i Kennedy avevano un trascorso non proprio particolarmente. Tutta l'economia americana è stata quella che è stata, insomma. Quindi in America non andavano le mammole, andavano gli orsi, quindi c'è stato uno sviluppo. La capacità è quella che i fondatori hanno fatto
un'organizzazione che poi la legge ha consentito all'America di mantenere le posizioni democratiche e le ha insegnate al resto dell'Europa. Teniamo presente che dopo la Prima Guerra Mondiale gli americani e dopo la Seconda Guerra Mondiale hanno imposto la democrazia. Noi abbiamo imparato, certo, che non potevamo neanche sognarci che cos'era la democrazia dopo il 1945 e ce l'hanno insegnato loro. E si sono preoccupati di mettere avanti delle persone che garantissero la continuità, anche se loro ritenevano che non fossero il massimo delle loro aspettative. Ma hanno fatto un accordo con quel Papa che aveva accusato il presidente americano qualche anno prima di essere un comunista. Ed era Pacelli. Pio XII. Allora, parliamo di Kennedy. Parliamo delle elezioni USA perché non finisce qua, naturalmente, certo. Non dipende da noi, dipende dagli Stati Uniti. Parliamo poi di un altro argomento. A distanza di 10 anni, a che punto sono le attività per evitare che avvenga un'altra alluvione nel Veneto? E allora calcoliamo quello che è stato fatto e quello che non è stato fatto. Diciamo che quello che è stato fatto, ad essere ottimisti, ma poi indagheremo meglio questa settimana e cercheremo di trovare le persone che ci aiutano a comprendere, è stato attivato solo un 10% peraltro, e dei 3 milioni disponibili dal governo ne abbiamo usati solo 3 miliardi, ne abbiamo usato solo 1. Allora cosa aspettiamo? Un'altra alluvione? Perché le alluvioni non si annunciano come i terremoti, arrivano quando vogliono. No? Ci si dimentica. Seconda cosa, si è dimenticato completamente con questa pandemia la idrovia, che è poi il punto di scolo da Padova-Venezia. Ho fatto la tesi di laurea io, penso un po'. Che è 89. Il punto di collegamento via acqua, ma anche un punto di raccolta dell'acqua quando è eccessiva nelle alluvioni. E poi cosa parliamo ancora? Sicuramente ricorderemo anche a che punto siamo con i rimborsi per i truffati delle banche. Popolare di Vicenza, visto che hanno messo in galera l'amico di Berlusconi, e quindi speriamo che qualcuno ci rimetta anche là, visto i danni che ha fatto. Non è un cattivo augurio, diciamo che torniamo al discorso di prima, gli diamo l'ergastolo, poi se c'ha ragione lo lasciamo libero. Verrà fuori. No, se posso suggerire una cosa che a me ha lasciato molto perplesso, è per esempio il fatto che, intendiamoci in primo grado, il presidente attuale di Leonardo è stato condannato a 6 anni per la sua gestione in MPS ed è presidente di Leonardo, una società a partecipazione pubblica, e non ha neanche fatto il gesto di rassegnare dimissioni che poi andavano comunque respinte, perché tutto passa in cavalleria. Cioè siamo arrivati ad un livello di sensibilità istituzionale veramente di un livello bassissimo, perché perlomeno fai il gesto, mi dimetto, mi hanno condannato, no, tranquillo, rimani là. Certo. Neanche quello è stato fatto, e questo è un pessimo indicatore della sensibilità istituzionale della nostra classe dirigente. Se l'ingegnere di Tela poi ci ascolta, gli raccontiamo che lo andremo a invitare per raccontarci le ultime novità del Mose, perché è vero che il Mose inizia su e va giù, ma anche il ponte Morandi, sono passati milioni di macchine, non succedeva mica niente, fino a che poi è successo qualcosa. E qui naturalmente abbiamo un tecnico di alto livello che ci può raccontare, perché, ripeto, se avessimo avuto contezza, c'era però, che il ponte Morandi poteva crollare, potremmo anche responsabilizzare non solo i gestori delle autostrade, ma anche la politica, perché non può dire io te l'ho affittato, non so niente, l'Angela, ci sono fatti tuoi, no, vai là, lo meni e ti dai da fare. E allora torniamo al discorso sempre che l'Italia, se non succede qualcosa di grave, nessuno mai si muove. Ma Venezia, se non dovesse funzionare tra 1 anno, 2 anni, 10 anni, mettiamo 30 anni il Mose, non è che poi abbiamo una struttura che in 3 giorni la cambiamo. Quindi o andiamo scientificamente a valutare quali sono le capacità del Mose e la durata del Mose,
e prevedere nel tempo l'innalzamento delle acque del mare e tutte le altre probabilità, perché Venezia non si costruisce una seconda volta, già facciamo fatica a tenerla così com'è. Certo, bene, ci fermiamo qui allora. Grazie ancora ai nostri ospiti, grazie ai telespettatori, appuntamento a venerdì prossimo alle 21, TV7 Match, buonanotte a tutti.